Presentata a Tokyo la candidatura italiana per le Olimpiadi invernali 2026 con logo e video ufficiali. Zaia sul palco dell'Assemblea, il sogno di un'intera comunità, dice sarà un'Olimpiade innovativa e a misura d'uomo. Valore improvviso, 12enne di Portoguaro stroncato da un'emorragia cerebrale, la disperata ma vana corsa in ospedale. A San Polo di Piave, nel Trevigiano, un 79enne perde la vita investito da un'auto mentre andava in trattoria, seconda tragedia in pochi giorni nella Marca. Ieri sera a 20:10 il caso dei rifiuti sequestrati nelle cave di Paese Noale, scontro tra i consiglieri regionali Zanoni e Villanova. Ore di angoscia a Mira per la scomparsa di un 19enne giovane promessa del rugby dopo una lite in famiglia, è scomparso nel nulla. Allarme alcol e dipendenze soprattutto tra i giovanissimi, Lanciaro l'ULS di Padova che invita le istituzioni a stringere un patto per aiutare famiglie e scuola. Tutti operativi al 100% gli impianti sciistici delle Dolomiti, ripristinati in tempi record dopo il maltempo che ha devastato la montagna. Venerdì l'apertura nelle prime località. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque, quando erano circa le 6, ora italiana, è stata presentata a Tokyo la candidatura, ufficialmente la candidatura Cortina Milano per le Olimpiadi invernali 2026 a Tokyo. C'erano il governatore Zaia, il sindaco di Milano Sala e il presidente del CONI Giovanni Malagò. Allora vediamo come è andata. Le Dolomiti è una pista e poi le guglie del Duomo unite dal tricolore. Ecco il logo della candidatura Cortina Milano per i Giochi Olimpici invernali del 2026 presentato oggi a Tokyo. Un sogno che diventerà realtà, ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò, concetto ribadito dal presidente della regione Veneto visibilmente emozionato. This is a dream that we want to make come true. 70 years after the memorable edition of Cortina 1956, the first Olympic Games ever hosted in Italy. Il maestoso scenario delle Alpi ed in particolare delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, con la ricchezza culturale di Milano, saranno la forza per i Giochi 2026. È una candidatura che parte dal basso, ha continuato Zaia di fronte al CIO. Di fronte a voi c'è tutta una comunità che ama e vuole le Olimpiadi. Cortina Milano daranno vita ad un concetto innovativo di giochi, completamente in linea con le indicazioni del CIO. Progetti a misura d'uomo, niente realizzazioni faraoniche, niente sprechi di denaro o energia, niente cattedrali nel deserto che finiti i giochi rimangono inutilizzate. Ricordando che Cortina ospiterà nel 2021 i mondiali di sci, Zaia ha ribadito che sono già in corso lavori di ammodernamento di piste, impianti e infrastrutture per 242 milioni di euro. I giochi invernali non sono un problema per noi, ha proseguito il governatore, è una grande opportunità e siamo orgogliosi di ospitarli. We look forward to receiving your decision. La presentazione della candidatura italiana è durata una ventina di minuti con la proiezione del video promozionale. Oltre a Malagò e Zaia sono intervenuti anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'olimpionica azzurra Arianna Fontana. L'unica rivale rimasta, Stoccolma, si è presentata senza sostegno politico. In Svezia in questo momento non è ancora formato un governo e la municipalità della capitale è in bilico. Forse anche per questo, proprio oggi, per i bookmaker, la candidatura Cortina Milano ha staccato ulteriormente la capitale svedese. La cronaca adesso e andiamo con una notizia dell'ultima ora che leggiamo dal sito di Venezia Today. La scoperta drammatica in tarda mattinata, poco fa, ha trovato un cadavere nel canale di Cannareggio, carabinieri sul posto, una drammatica scoperta, il corpo di una persona con ogni probabilità un uomo emerso dalle acque del canale di Cannareggio, a notarlo per primo una signora nei pressi dell'imbarcadero alle Guglie. La donna ha chiamato i carabinieri, sul posto si è recato anche in queste ore il medico legale, al momento non è stato identificato il corpo ritrovato a Cannareggio. Sempre nel veneziano la tragedia che ha sconvolto Portoguaro, un ragazzino di 12 anni colto da un malore improvviso che muore per una emorragia cerebrale. Ci racconta quanto accaduto in diretta telefonica per noi Ilaria Marchiori. Ilaria.
Buongiorno da Portogruaro, dove si piange la morte di Filippo, un bimbo di 12 anni che ieri è stato colto improvvisamente da un malore e si è spento alcune ore dopo all'ospedale di Padova. Durante la notte i suoi genitori si erano accorti che qualcosa non andava perché Filippo non rispondeva e quindi sono andati al pronto soccorso di Portogruaro, dove è stato sottoposto ad una TAC che ha rivelato una grave emorragia cerebrale. Filippo era già in coma a quel punto, quindi è stato immediato il trasferimento nell'ospedale di Padova, dove sono attrezzati per curare i bambini, ma nonostante la tempestività nel pomeriggio il cuore di Filippo ha smesso di battere. Non c'era stata nessuna avvisaglia per mamma e papà e per i medici si è trattato di un'emorragia cerebrale fulminante. Sabato Filippo avrebbe compiuto 13 anni, era stata già organizzata la sua festa di compleanno. Mamma Cinzia e papà Nicola, molto conosciuti in paese, l'avevano iscritto alla scuola vescovile del Marconi, dove stava frequentando la terza media. Non è escluso che venga disposta l'autopsia per fare piena chiarezza sulle cause del decesso. Questo lo stabilirà l'autorità padovana, che deve rilasciare il nulla osta per l'addio a Filippo. Da Portogruaro è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Un'altra tragedia, stavolta una tragedia della strada che colpisce ancora una volta la Marca trevigiana. A pochi giorni di una tragedia praticamente identica. A San Polo di Piave ieri sera un 79enne ha perso la vita investito da un'auto mentre andava in trattoria. Ancora un pedone investito e ucciso mentre attraversa la strada nella Marca trevigiana. Dopo la morte venerdì sera a Vittorio Veneto di una 69enne bellunese, Letizia Sperti, travolta da un automobilista poi risultato in stato di ebbrezza. A perdere la vita ieri sera a San Polo di Piave è stato un 79enne del posto, Guglielmo Cadamuro. L'incidente poco dopo le 20 in via Callarghe, davanti alla trattoria Le Calandre, dove l'anziano stava andando a cena come faceva d'abitudine, trovandosi a poche centinaia di metri da casa sua. Mentre raggiungeva l'altro lato della strada, camminando sulle strisce pedonali, è stato investito dalla macchina condotta da un 66enne, anche lui della zona, che si è accorto solo all'ultimo del pensionato sulla carreggiata senza riuscire a evitare il violento impatto. Anche in questo caso, come a Vittorio Veneto, la tragedia si è consumata davanti agli avventori del locale che hanno poi assistito all'intervento del SUEM 118. L'anziano però era già morto. Sul posto anche la Polizia Stradale di Treviso, che oggi ha riferito alla Procura della Repubblica inevitabile per il 66enne l'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Allora parliamo di rifiuti, di traffici di rifiuti a partire da una notizia di cronaca giudiziaria con Giuseppe Vidori insieme al figlio Andrea, il tecnico Maurizio Chiesurin, assolti nell'accusa di traffico e smaltimento illecito di rifiuti dopo 8 anni dall'inizio dell'inchiesta. La sentenza è quella della Corte d'Appello di Lecce ed è stata emessa nel pomeriggio di ieri. I titolari della Vidori, i servizi ambientali di Vidor, insieme al loro braccio destro, erano finiti al centro di un'indagine iniziata appunto nel 2006. Ci sono voluti troppi anni, ma alla fine, hanno detto i Vidori, abbiamo avuto giustizia quando è stata pronunciata la sentenza. Però c'è anche l'inchiesta di questi giorni, un'inchiesta con il sequestro dei rifiuti pericolosi nelle cave di Padernello di Paese e di Noale. Ieri l'inchiesta e il caso è stato al centro del dibattito di 20 e 10, di uno scontro anche molto forte tra Lega e PD, cioè tra i consiglieri regionali Villanova e Zanoni. Sentiamo un estratto della puntata di ieri. Se l'iter prevede che ci siano questi passaggi, i passaggi vanno seguiti secondo quello che è l'iter. A me dispiace per Zanoni che si vuole sostituire. Io capisco che Zanoni si voglia sostituire alla polizia, no. Allora, ai tecnici, ai carabinieri, ai giudici. Se 6 anni di diffide quei rifiuti là vanno bene, dimmi, allora, perché se mi dici questo probabilmente stai sbagliando qualcosa, allora, anche tu. Lei faccia una segnalazione alla Procura della Repubblica nei confronti di chi ha fatto quelle diffide. Allora, la Procura della Repubblica ha tutta la nostra fiducia. Se ci sarà qualcuno che ha sbagliato all'interno della regione pagherà, ok? Però non è lei, non è lei a giudicare, non è buon senso, è legge, vede qual è la differenza, non è buon senso, è la legge, Zanoni, lei si vuole sostituire alla legge.
La legge la regione è lì per quello. È chiaro. Allora, Zaia è lì per governare, non per guardare cosa fa la magistratura. Ma cosa c'entra Zaia? Allora, l'autorità giudiziaria è di Zaia, ma l'autorità giudiziaria... Ma vede quando dico che lei parla giusto per diffondere... Cambia discorso perché ti ma no, ma dai, paragonare la nostra terra con la terra dei fuochi vuol dire non avere alba e giocare con la paura della gente. Sto dicendo e giocare con la paura della gente. Non sto facendo chiacchiere, sto portando dei fatti. Abbiamo la questione del mercurio in provincia di Treviso. Ma questioni ce ne sono tantissime, ma paragonarla alla terra tra paesi è una stupidata. Dibattito sempre più infuocato dunque sulla vicenda. Adesso la pagina, di nuovo la pagina della cronaca e il tema della sicurezza. Una anziana, una donna scippata a Vigonza, però la borseggiatrice è stata bloccata e denunciata. Ancora anziani nel mirino della criminalità, questa volta è toccata ad un80enne di Vigonza, avvicinata da una donna che si fingeva una sua vecchia conoscenza per poi strapparle la collanina d'oro. Alla ladra però è andata male perché la vittima ha subito allertato i carabinieri di Pionca, a cui ha descritto minuziosamente la scippatrice. Gli uomini dell'arma le hanno quindi mostrato delle foto segnaletiche. L'80enne ha riconosciuto la donna che l'ha aggredita, una straniera di 26 anni senza fissa dimora. I militari l'hanno quindi cercata per mesi, l'hanno trovata lunedì scorso e l'hanno denunciata per furto. Della collanina rubata però ancora nessuna traccia, probabilmente era già stata rivenduta subito dopo il misfatto. I furti nelle case, nelle aziende in questo periodo, ma non solo, sono una piaga per tanti sindaci. Allora vediamo come Casale sul Sile e Spresiano, siamo nella Marca, cercano di arginare questo problema. Furti, rapine, scippi, con l'avvicinarsi delle festività natalizie inizia uno dei periodi più difficili dell'anno sul fronte della sicurezza ed i comuni corrono ai ripari. A Casale sul Sile la Giunta ha approvato un piano di pattuglioni della polizia locale nelle ore serali e notturne per controllare il territorio. Abbiamo predisposto con la polizia locale degli ulteriori pattuglie serali che andranno dalle 19 alle 22 proprio per questo periodo prenatalizio. Quindi partiranno da quando? Partiranno già dalla prossima settimana. Chiaramente ci sarà una sinergia con la stazione dei Carabinieri in modo tale che il territorio sia coperto per tutta la sua parte. Sul lungo termine è stato approvato il progetto per implementare il sistema di videosorveglianza comunale, telecamere che arriveranno anche a Spresiano, dove il comune si è aggiudicato un finanziamento ministeriale di 47.000 euro su un investimento totale di 180.000 per installare una trentina di telecamere e 6 targasystem. Il progetto, realizzato in collaborazione con Contarina, è arrivato 114esimo su 2.500 presentati dai comuni italiani. Abbiamo pensato di implementare il numero di videocamere e quindi arriviamo a, mi pare, oltre le 50, e poi sul tratto della Pontebana e sull'asse anche delle due provinciali verranno installati anche i targa system. Andremo anche a diciamo, tenere sotto controllo quelle che sono le zone un po' più critiche e quindi magari le zone di accesso al Piave, che sono quelle dove spesso avvengono anche gli abbandoni di rifiuti. Videosorveglianza importante sia come deterrente per i malintenzionati sia per le indagini successive ad episodi di criminalità, ma ciò non significa che i cittadini debbano abbassare la guardia. Mai calare l'attenzione, insomma, anche perché sapete bene che la telecamera, vi faccio sempre questo giochino qua, questo è Marco Della Pietra e questo chi è? E quindi, insomma, occhi ben aperti comunque. A proposito di occhi ben aperti e di cittadini che in qualche modo si arrangiano anche da soli, continua a far discutere a Padova l'iniziativa di 400 famiglie che si sono autotassate per pagare un servizio di vigilanza privata e non mancano le polemiche. 400 famiglie di Piazza De Gasperi si autotassano per pagare un istituto di vigilanza privato che sorvegli l'area. Un caso che fa discutere sia per l'ampiezza delle persone coinvolte, sia perché riaccende le diatribe sulla sicurezza a Padova, sia perché apre un altro fronte polemico. Il mantenimento della sicurezza è prerogativa dello Stato ed è uno dei tanti motivi per cui si pagano le tasse. È giusto diventi una vicenda anche privata? Da Palazzo Moroni il presidente della Commissione Sicurezza Luigi Tarzi esprime perplessità sull'integrazione o sostituzione
di servizi di sicurezza pubblica da parte dei privati. Se per la prefettura la scelta dei residenti di Piazza De Gasperi è pienamente legittima, esiste però un confine non oltrepassabile. Il problema è ovviamente il controllo che come Stato siamo tenuti a fare, e che questa sicurezza privata non vada a incidere su quella che è la sicurezza pubblica, che invece è una competenza statale delle forze di polizia, delle polizie locali e non certamente del privato. Insomma, esistono delle gerarchie che non possono essere messe in discussione. È lo Stato che deve garantire la sicurezza con le proprie forze dell'ordine, quindi aumentiamo forze dell'ordine, diamo maggiore sostentamento anche economico e di regole a queste forze dell'ordine, perché altrimenti con i surrogati rischiamo di andare a una deriva che non è quella che deve competere allo Stato. Iniziative come controlli di vicinato, passeggiate di solidarietà sono ad esempio utili anche alle forze dell'ordine. Se qualcun altro vuole mettere in campo delle iniziative proprie, certo non va oltre lo Stato. Lo Stato è il primo attore ed è colui che guida anche le azioni politiche in tal senso, perché altrimenti diventa un'anarchia che ognuno si fa la sicurezza a proprio uso e consumo e si dà anche proprie regole. Questo no. I reati a Padova sono in calo, fa sapere la prefettura, ma la sicurezza percepita dai padovani rimane bassa. Allora torniamo alla montagna che cerca, anzi che si sta rialzando e che vede venerdì partire la stagione sciistica sulle Dolomiti. Nonostante l'alluvione, la stagione sciistica sulle Dolomiti partirà regolarmente, con l'apertura di Faloria e Cinque Torri a Cortina il 30 novembre, degli impianti di Araba il 1 dicembre, di quelli del Sella Ronda il 6 e di tutti gli altri comprensori il giorno successivo. I veneti sono forti e i bellunesi anche, e la dimostrazione di appunto forza che è stata data è incredibile. Avevamo detto che volevamo riaprire gli impianti in tempo per la stagione invernale e questo avverrà. Gli impianti, informano i gestori, non hanno subito danni come i territori di Bassa Valle. La prima stima è comunque di più di 2 milioni di euro, anche se in primavera le cifre aumenteranno per mettere in sicurezza le piste. L'emergenza in ogni caso è stata superata grazie a un mese di lavoro ininterrotto, si apre senza ritardi e in condizioni normali. Ovviamente è importante che arrivi il freddo perché altrimenti non si può sparare, ma questo è un altro discorso che vale ogni anno. Ma le piste sono a posto, gli impianti funzionano e quindi il segnale che vogliamo mandare è quello di una stagione che può iniziare tranquillamente, quindi che non ci siano remore da questo punto di vista di non venire nei nostri territori perché ci si aspetta un paesaggio lunare, non è così. Tra le novità di quest'anno l'avvio invernale del progetto Venezia Dolomiti, già sperimentato durante l'estate. Ai turisti internazionali vengono proposti pacchetti che uniscono le bellezze della laguna a quelle delle vette del Bellunese e un biglietto unico per collegare la città d'acqua alla montagna. Con forza l'appello che faccio come assessore al turismo è quello di chiedere ai veneti di fare uno sforzo, di venire a sciare nei nostri territori, nel nostro Bellunese che sarà aperto completamente, le piste da sci saranno aperte e quindi il più grande messaggio che possono mandare è quello di venire a sciare nei nostri territori. Solo così si può anche aiutare la ripresa. Intanto il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, traccia il bilancio a quasi un mese dal disastro e avverte Roma: sì, è vero, ci stiamo rialzando, ma non pensiate che non abbiamo bisogno di aiuto. Dagli ambienti romani c'è questa voce che sta circolando. Ambienti romani e Veneto. Il presidente della provincia di Belluno lo dice chiaramente nel giorno in cui si presenta la stagione sciistica sulle Dolomiti che parte regolarmente venerdì, simbolo della montagna che si rialza. Qualcuno a Roma vede che i veneti in un mese si sono rimboccati le maniche, allora perché sbrigarsi ad aiutarli? Il rischio paradossale c'è, ammette Roberto Padrin, e sembrano riecheggiare le parole del presidente del Senato quando visitò la montagna devastata. Qui c'è un popolo veneto, la nostra gente, che è davvero encomiabile, non piange, lavora, si dà da fare, ma questo non può e non deve essere un alibi perché non ci siano poi sussidi forti da parte dello Stato. Quasi un mese dal disastro e seppur bravi e ammirevoli, i veneti, soprattutto quelli della montagna, hanno ancora estremo bisogno di aiuto. I danni si stanno quantificando, sono enormi, ingenti, soprattutto anche perché vanno a riguardare alcuni che sono i servizi primari, quindi la viabilità, la rete elettrica, saranno investimenti importanti che dovranno essere fatti, oltre a tutto quello che riguarda i comuni. Nei paesi si ricostruisce, si cancellano progressivamente i segni della devastazione,
ma nella diversità di scenari, a quasi 30 giorni da quel 29 ottobre ce n'è ancora uno da affrontare, quello più difficile, quello degli alberi. Lì dovranno essere prese delle decisioni importanti, secondo me condivise, perché il quantitativo è talmente ingente che comporterà veramente di fare grandissima attenzione. Stiamo studiando delle soluzioni, magari anche guardando a chi ci sta vicino, che può aiutarci in questo percorso che per me è molto importante. Dobbiamo riuscire ad arrivare in estate con aver già risolto in gran parte il problema. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora cronaca dal Veneto. Eccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale, la cronaca ci parla di ore di angoscia che vengono vissute a Mira per la giovane promessa del rugby Henry Kazim, 19 anni, scomparso di casa nella notte tra lunedì e martedì. I familiari sono molto preoccupati. Il ragazzo, che è alto 1,90 m, frequenta l'università a Padova e gioca a rugby nella società del Mira, si è allontanato di casa forse dopo una lite in famiglia. Potrebbe indossare una felpa rosa, dei pantaloni color rosso mattone e un giubbotto della squadra del Mira Rugby color blu. Anche la squadra, ovviamente, anche il sindaco sono tutti molto preoccupati e stanno cercando di capire dove possa essere andato. Ovviamente chi ha informazioni, chi possa aver visto Henry, contatti immediatamente le forze dell'ordine. A Padova adesso per parlare di allarme alcol, un allarme che ha lanciato l'ULSS con cifre davvero inquietanti. I dati sono sterili a volte, ma fanno anche paura, soprattutto se dicono che a Padova e provincia 4 adolescenti, 15enni per l'esattezza su 10, si ubriacano una volta al mese, con le conseguenze pericolosissime per il loro fisico e per le relazioni sociali. Solo uno tra i campanelli d'allarme lanciati dall'ULSS 6 alle istituzioni riunite a confronto. Non solo alcol, perché almeno 2 giovanissimi su 5 fumano in modo regolare tra i 14 e i 15 anni, e poi le droghe, le nuove droghe. Noi dobbiamo affrontare le sfide delle nuove droghe prestazionali, l'eroina sta lasciando ampi spazi di mercato a queste nuove droghe. I nostri SERD per esempio hanno preso in carico l'anno scorso 4.600 cittadini affetti da forme di dipendenza, ben 2.100 sono dipendenza da alcol o da droghe. Un panorama molto diverso quello delle dipendenze, che ha registrato in 10 anni un'evoluzione rapidissima, con famiglie e scuole in difficoltà. Per questo l'ULSS lancia la proposta di stringere un patto tra tutte le istituzioni. Decenni fa noi eravamo abituati alle forme di dipendenza che prendevano piede in classi sociali con un disagio sociale notevole, con problemi economici. Oggi non è così, attraversa tutte le categorie sociali, e noi abbiamo forme di dipendenze in figli di buone famiglie, molto spesso tra laureati che non hanno alcun problema economico. 13, 12, 11 anni. Scende l'età in cui il problema emerge per la prima volta, e non ne sono esenti neppure i bambini piccolissimi. Bambini tossicodipendenti perché convivono o i genitori, che a loro volta fanno uso di sostanze stupefacenti, abituano bambini. Il nostro centro, l'azienda ospedaliera, registra 100 casi all'anno mediamente di questi proprio bambini, pochi anni di vita. A proposito di droga, un'operazione dei carabinieri di Arzignano che hanno arrestato 2 cittadini indiani di 32 e 31 anni trovati con 10 kg di capsule di papavero da oppio, 4 etti di oppio e 940 euro in contanti. L'operazione segue una serie di controlli svolti all'arma su veicoli in abitazioni di persone sospettate di essere collegati agli ambienti dello spaccio. A Mestre ora con la protesta dei residenti per l'abbattimento di 2 storici alberi del centro. Qui c'erano 2 bellissimi alberi di alto fusto, uno qui e uno di là, che adesso è rimasto il tronco, e a un certo punto non hanno fatto più niente, non hanno fatto né foglie né niente. Guarda caso li hanno tagliati perché hanno detto per l'incolumità delle persone c'era bisogno di tagliarli perché era pericoloso. Però guarda caso sono morti tutti e 2, non lo so.
ci sarà un'inchiesta in corso, vedranno se è vero o non è vero. Nel cuore di Mestre, a pochi passi dal centro Le Barche e Piazzale Cialdini, sono stati abbattuti 2 storici alberi, ma questa azione non convince troppo gli abitanti della zona. A chi giova, più posti nel parcheggio, meno pulizia da pulire, le foglie da fare. Come vedete lì c'è un tronco, di quello grosso, e che è fresco secondo me. Comunque sarebbe bene che vedere se è vero che questi alberi sono morti, si sono assecchiti di morte naturale, perché mi sembra impossibile. Purtroppo già a Mestre ce ne sono pochi, tagliamo anche questi grossi alberi che hanno una storia, è un peccato. La Mestre vecchia se ne sta andando con tutto, anche perché come potete vedere il parcheggio non è che sia tenuto bene, è pieno di foglie, di rami, di avvallamenti, di cose. Qua c'è solo il lucro di pagare tanti soldi per il posto, perché i posti non ci sono. Ma il taglio degli alberi non è l'unico problema che viene segnalato. Qui siamo a 150 metri da Piazza Ferretto. Se è possibile tenere fili a cielo aperto così, non so neanche se siano regolari. Guardate come è messo tutto quanto qua, guarda, sembra di essere in una foresta, è una schifezza, sembra di essere una ballet francese. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione, ore 13 fra pochissimo in diretta e poi 20:10 questa sera, tanti temi sul piatto anche stasera con Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico in Regione, e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Scarabella. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, torna dunque il bel tempo. Sul Veneto migliora rispetto ai giorni scorsi, quando le piogge e il cielo grigio sono stati protagonisti. Sarà infatti più asciutto e via via anche maggiormente soleggiato, un po' su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in calo con minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime comprese invece tra 7 e 10 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti il sole farà da padrone, il cielo sarà sereno quasi ovunque. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e 1 grado. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 9 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche foschia o nebbia sui settori di confine nella prima parte della giornata, poi in dissolvimento entro il pomeriggio, sempre soleggiato altrove. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime comprese invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.